Amici di Sportisili, buongiorno, ben ritrovati qui dal campo sportivo di Ronzone, mentre a proposito di Ronzone c'è un'ape che mi ronza attorno, ben ritrovati dicevo qui dalla sede della prima tranche del ritiro del Palermo per quanto riguarda l'estate del 2023, qui con Sportisili Away, primo appuntamento di giornata con una prima seduta di allenamento che si è svolta, si è conclusa pochi minuti fa, sempre agli ordini di Eugenio Corini e del suo staff, ancora una volta come abbiamo avuto modo di vedere e anche come avete avuto modo di vedere voi con le clip che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook, gruppo diviso in due parti e diviso per ruoli. Nello specifico, ma ne parleremo più avanti. Intanto vi ricordo di seguirci, come di consueto, sui nostri profili social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, sul nostro canale YouTube ufficiale e ovviamente, ultimo ma non ultimo, sul sito www.sportisili.it per non perdervi neanche un contenuto sullo sport siciliano a 360 gradi. Vi anticipiamo che nel pomeriggio odierno non andremo in onda qui da Ronzone né tantomeno dall'Hotel Milano di Fondo, dove tra pochi minuti, intorno alle 13, quindi tra un'ora, si svolgerà la conferenza stampa del primo dei 4 nuovi acquisti che verrà presentato appunto ufficialmente, ovvero sia Fabio Lucioni, il veterano della difesa, reduce dalla vittoria del campionato con la maglia del Frosinone, e che con Corini ha condiviso un'altra grande gioia, ovvero sia quella della vittoria del campionato tra le fila del Lecce. Ci riproveranno insieme ancora una volta, fatti ovviamente tutti gli scongiuri del caso. Ma veniamo appunto ai contenuti, vediamo a ciò che è successo questa mattina con il Palermo che si è allenato, come detto ancora una volta, in due tronconi. La difesa e il centrocampo, i difensori e i centrocampisti sono scesi sul terreno di gioco di Ronzone, come stiamo anche vedendo dalle immagini che stanno scorrendo in sovraimpressione, agli ordini di Eugenio Corini e del suo staff, insieme ai due portieri, anzi ai tre portieri, Piacelli, Massolo e il giovane Nespola. Lavoro soprattutto di uscita dal pressing 8 contro 5 con i 5 appunto attaccanti avversari, per così dire, chiamati a effettuare pressing proprio sull'uscita palla, sulla tanto chiacchierata e tanto discussa uscita dal basso. In alcune situazioni ha avuto la meglio la difesa, che è riuscita ad uscire, scusatemi il gioco di parole, seguendo il numero massimo di tocchi previsto da Corini e dal suo staff, con due ex grandi difensori con decine se non centinaia di presenze in Serie A come Salvatore Lanna e Cesare Bovo, che hanno per così dire menato le danze con quelli che potremmo definire i loro colleghi, visto che alcuni di loro probabilmente erano ancora alle prime armi quando sia l'ex bandiera del Chievo sia l'ex Rosa, nonché precedentemente secondo di Fabio Riverani in quel di Cagliari, stavano completando la loro carriera. Proseguiamo con il racconto della mattinata, anzi prima, non appena torniamo appunto con le immagini qui in diretta da Ronzone, rispondiamo ai primi messaggi che stanno arrivando qui sulla nostra diretta Facebook. Partiamo dalle prime domande, da quello che è il trend topic per eccellenza in queste ore, ovvero sia Roberto Insigne ed il suo arrivo ormai praticamente certo, ormai praticamente fatto dal Frosinone. Le prime domande in particolare di Roberto Frenda e di Agostino Laimo, che chiedono novità per l'arrivo di Insigne. Insigne è arrivato, Insigne non è ancora arrivato a Ronzone, non è ancora arrivato in Trentino, si attendono ovviamente le ultime trafile, gli ultimi movimenti da effettuare prima di ufficializzare l'arrivo del fantasista, che come abbiamo già abbondantemente detto nelle precedenti dirette, ma come abbiamo anche scritto sul nostro sito www.sportisili.it, ha già vinto 2 campionati a Benevento, a Frosinone, tenterà, si spera ovviamente, il tris in rosanero. Alla domanda invece di Tonino Puccio, che ci chiede di Massolo andrà a Pescara, e correggiamo anche Agostino Lemo, che dice nella serata di ieri ha lasciato il ritiro. Niente di meno vero, visto che questa mattina Samuele Massolo si è allenato, come ho anche accennato poc'anzi, insieme a Mirko Pigliacelli e a Nespola, al terzo portiere, nonché portiere titolare della formazione Primavera, che ricordo nella prossima stagione sarà impegnata nel torneo di Primavera 2, dopo aver vinto a furor di popolo il titolo di Primavera nella Primavera 3. E dunque, almeno per il momento, almeno per oggi, abbiamo visto l'eroe dei playoff di Serie C dell'estate del 2022 a difendere i pali dagli attacchi degli attaccanti. Perdonatemi ancora una volta il gioco di parole. Perché dico questo? Perché adesso, come state per vedere
dalla seconda clip in nostro possesso da noi girata e che in parte avete anche potuto così sbirciare sul nostro profilo Facebook. Dopo i difensori e i centrocampisti è stata la volta degli attaccanti, come di consueto lavoro di attivazione gambe per rispondere al meglio a quelle che sono state le richieste di Eugenio Corini e del suo staff, e poi esercizi, schemi, anche in questo caso lavoro per andare alla conclusione attraverso movimenti senza palla soprattutto, e cercando le imbucate in profondità. Tutti e 6 attaccanti, quindi le prime punte, Brunori, Mancuso e Corona, ma anche Di Mariano, Valente e Soleri, che hanno completato il sestetto agli ordini di Corini nella seconda parte dell'allenamento, hanno potuto calciare, mentre queste sono ancora immagini dell'uscita palla dei difensori. Ovviamente vi abbiamo in un certo senso spoilerato in precedenza, e ne approfitto anche per rispondere non appena rientriamo con le immagini live da Ronzone, per rispondere anche ad altre domande che nel frattempo ci sono arrivate. Voi continuate a chiederci, perché naturalmente le curiosità sono tante, soprattutto in chiave mercato, perché chiaramente i primi 4 colpi messi a segno, ovvero sia Lucioni, Ceccaroni, Vasic e Mancuso, hanno attirato l'interesse, hanno in un certo senso scatenato i tifosi, che a questo punto, anche in base ai rumors che circolano più o meno reali, chiaramente volano con la fantasia e vanno alla ricerca di nomi nuovi. Intanto rispondo subito a Salvatore Cucinotta: rumors su Brunori e Messina assolutamente no. Anche ieri Brunori in sala stampa ha confermato di aver ricevuto anche dei contatti, delle chiamate, ma di avere, come ha detto lui testualmente, un sogno da realizzare, un obiettivo da raggiungere, ossia quello di arrivare in Serie A con la maglia del Palermo, dopo essere arrivato 2 anni fa in sordina, neanche era arrivato in ritiro a San Gregorio Magno, è andato direttamente a Palermo a fare le visite mediche, a firmare e poi a indossare la maglia rosanero e a onorarla a suon di gol. Agostino Alaimo torna sulla questione Massolo in direzione Pescara. Perché direzione Pescara? Perché nella giornata di ieri c'è stata un'intervista del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che intanto ha fatto così, ha dato delle conferme per quello che è il Catania, ne parleremo più avanti, ne parleremo dopo, di Catania, insomma, di quello che ha detto Sebastiani su Chiarella, ma ha parlato anche di Massolo, dicendo: Massolo è un nostro obiettivo, stiamo lavorando per portarlo da noi, e sicuramente Massolo è un profilo di grande interesse. E ci chiede Agostino Lemo se il suo posto verrà colmato dall'arrivo di Desplanche, il giovane portiere di scuola Milan, l'anno scorso in prestito al Vicenza. Quest'anno il Vicenza ha esercitato il diritto di riscatto sul cartellino di quello che è stato il guanto d'oro, il miglior portiere della mondiale Under 20, che ha visto l'Italia arrivare in finale perdente solo per 1-0 contro i neocampioni del mondo dell'Uruguay. Si è parlato tanto del portiere dei biancorossi, tra le altre cose si vanno a intrecciare delle storie, ovvero l'eventuale trattativa con la società che vede tra le sue fila intanto un ex dirigente rosanero come Rinaldo Sagramolo, e soprattutto un ex calciatore del Palermo come Aimo Diana, che nei giorni scorsi è diventato il nuovo allenatore. Tra altre cose, incrocio mancato anche con Federico Balzaretti, che fino all'anno scorso era direttore sportivo e adesso lavora per l'Udinese, ha già messo a segno un colpo importante come quello di Lorenzo Lucca. Io direi di partire intanto con l'ultima clip, perché ci sono stati dei tiri in porta. Non ce l'abbiamo, non ci sono problemi, naturalmente è un errore da parte nostra. Quando i giocatori della Regina saranno svincolati, chiede Tonino Puccio, e questo è un altro argomento molto interessante, che è quello relativo al terzino sinistro, perché sia chiaro, se la Regina non dovesse essere iscritta al campionato di Serie B e quindi dovesse ripartire dai dilettanti, con ogni probabilità con un nuovo titolo, sicuramente si andranno a liberare tanti giocatori molto interessanti. Tra questi c'è Gianluca Di Chiara, il terzino sinistro, che l'anno scorso, fino all'anno scorso, ha ben figurato con la maglia Amaranto, ha fatto tante presenze e anche delle ottime prestazioni sotto la guida di Filippo Inzaghi. Potrebbe essere un profilo molto interessante, anche perché per lui sarebbe un modo anche per riavvicinarsi a casa, e questo è sicuramente anche un trasferimento per tanti anni mancato, che finalmente si verrebbe a concretizzare. Ma attenzione anche alla figura di Beruatto, l'abbiamo ribadito in più circostanze, il terzino che ha giocato molto bene col Pisa nella passata stagione, lo richiedono la Samp, il Bari e il Palermo. Naturalmente Palermo, che viaggia su più binari, è arrivato ieri, si è cominciato a vedere ieri nel corso della seduta pomeridiana il direttore sportivo Leandro Rinaudo, il quale sta portando avanti le trattative. Sicuramente sarà lui
ad accogliere qui a Ronzone Roberto Insigne, e sicuramente anche gli altri giocatori che arriveranno nelle prossime giornate. Intanto Agostino Alaimo diciamo che ci propone nuove domande, ma intanto partiamo da Christoph DCO che ci chiede Collocolo o Collocolo, questo sarà il grande dubbio nel caso in cui il centrocampista di proprietà dell'Ascoli dovesse diventare eventualmente un nuovo giocatore del Palermo, ci chiede se verrà. È uno dei profili che viene valutato perché tra altre cose il giocatore bianconero è anche un under, e questo sicuramente aiuterebbe nella composizione dell'organico, così come Desplanche, naturalmente essendo un under 20 e un under. Da seguire con attenzione anche il nome di Aldo Florenzi del Cosenza, che è un giocatore che il Palermo segue già da diversi giorni. Lo sta valutando il nuovo allenatore dei Lupi Silani, Fabio Caserta, e quindi vedremo, anche se ci sarà spazio per una trattativa con lui. Torniamo a sinistra e torniamo ad Agostino Alaimo che parla di Quagliata, Molina, Beruatto, Martella, oltre a Di Chiara e Corrado. Per Corrado sarebbe un ritorno, ma è sicuramente uno dei nomi un pochettino più defilati in quella che è una cosiddetta griglia di partenza, usiamo un termine motoristico, per la fascia sinistra, così come Martella e Molina, che sono nomi che sono stati fatti l'anno scorso, profili di esperienza, ma che probabilmente non verranno valutati in prima battuta. Sicuramente quello di Giacomo Quagliato è un altro nome molto interessante, è tornato all'Heracles dopo l'esperienza alla Cremonese, la prima per lui nel campionato italiano, purtroppo coincisa con la retrocessione in Serie B, ma è un giocatore che sicuramente farebbe al caso del Palermo. Anche lui sarebbe un under, che tra altre cose è appena uscito dall'ultima nidiata dell'Under 21, e quindi un giocatore che potrebbe fare al caso del Palermo. Mansour Jackson invece, immagino nome ispirato al proprietario del City Football Group, ci chiede quando arriva Gyasi. Diciamo che l'arrivo di Insigne per il momento ferma il mercato in attacco del Palermo, a meno che non ci saranno delle uscite. Per quanto riguarda l'attacco, il nome più gettonato a poter uscire, tra virgolette, è quello di Edoardo Soleri. Si potrebbero valutare anche eventuali offerte importanti per il giocatore a livello personale e per il Palermo ovviamente a livello economico per Nicola Valente, ma per il momento la sensazione è che si andrà avanti con questi 6 più Roberto Insigne, e solo in caso di occasione, soprattutto in caso di alleggerimento dell'organico che è già particolarmente lungo e pesante, il Palermo potrà valutare quella di l'opzione di Emmanuel Gyasi, che ricordo tante cose nativo di Palermo, batte bandiera ghanese, il giocatore dello Spezia, uno dei giocatori che ha fatto la storia dello Spezia con la promozione in Serie A di qualche anno fa e con tanti gol anche in Serie A con la maglia bianconera della squadra allenata adesso da Massimiliano Alvini. Innesti previsti dall'entourage direttivo del nostro Palermo, terzino e centrocampo, Massimo Benigno lo abbiamo appena elencato. Mansour Jackson ci dice che Colo-Colo non è più un under, è un classe 99, dovrebbe comunque rientrare in quella categoria di giocatori che potrebbero essere tenuti in considerazione dal Palermo. Andiamo in chiusura con il nostro appuntamento. Ricordiamo che più tardi, come dicevo prima, non saremo in diretta qui da Ronzone, dal campo sportivo di Ronzone, né tantomeno dall'hotel Milano di Fondo, dove vi ricordo ancora una volta alle 13 si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di Fabio Lucioni. Noi ovviamente con Sportisi saremo con le nostre telecamere, ovviamente saremo pronti anche a riportarvi testualmente le prime parole da giocatore del Palermo di Fabio Lucioni. Naturalmente l'appuntamento è per i nostri profili social che vi invitiamo a seguire: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e il nostro canale YouTube, ma come vi dicevo torna l'appuntamento dell'estate col calciomercato delle formazioni siciliane, ovvero sia Pillole di Sessa, con Aldo Sessa che sarà collegato. Parleremo ovviamente ad ampio raggio di quelli che sono stati e che saranno i movimenti di mercato di diverse formazioni siciliane, in primis, oltre al Palermo ovviamente, anche Messina, Catania e l'ambizioso Trapani del padron Antonini, che in una pirotecnica conferenza stampa svoltasi venerdì scorso ha di fatto svelato quasi tutto l'organico, salvi gli ultimi innesti da mettere così dentro, da mettere in organico. E quindi scopriremo, l'avete già scoperto con alcuni articoli apparsi sul nostro sito www.sportisiri.it, ma lo scoprirete anche con le parole di Aldo Sessa, che ha raccolto per voi le notizie più calde e che naturalmente sarà pronto anche per le ultime ore. Vi ringrazio per averci seguito, siamo ormai alla soglia del quarto d'ora canonico del nostro appuntamento con Sportisi La Way che qui da Ronzone torna domani mattina al termine della seduta di allenamento. Più tardi, come detto, pillole di Sessa con il nostro Aldo Sessa in collegamento. Grazie per averci seguito, alla prossima!